adesso la parola invece a tue esperienze, diciamo così, un po' più giovani, un po' più concrete, un po' più sul territorio, quindi rispettando sempre questo dialogo che abbiamo visto anche negli altri focus, di alternare interventi di docenti di grande esperienza con esperienze invece un po' più fresche, un po' più giovani, magari anche un po' più da laboratorio, quindi sperimentali. Prego. Mi fa piacere entrare subito dopo le parole di Claudio Magris, in quanto anch'io... Tra l'altro sull'Andrea Paoletti. Andrea Paoletti, esatto, Andrea Paoletti. Io vengo proprio da Trieste, appunto, e sono qui per raccontarvi velocissimamente in 5 minuti l'esperienza della mia associazione, il Manifesto 2020. Siamo un gruppo di studenti, giovani professionisti, eccetera. Col desiderio di fare qualcosa per la nostra città abbiamo cominciato quasi ormai 2 anni fa, abbiamo lanciato un questionario fra la popolazione cittadina, distribuendolo fra i giovani tra i 18 e i 30 anni in una prima fase e poi successivamente su una fascia over 30. Abbiamo chiesto alle persone: immaginate Trieste nel 2020 come una città al top della qualità della vita per tutti i parametri europei. Beh, cosa è successo? Dove si è operato e su che interventi si sono fatti? Abbiamo raccolto quasi 1800 questionari, quindi l'1% della popolazione quasi, e ci hanno detto di concentrarsi su 3 cose: sulle aree dismesse, e su i giovani e sull'opportunità, quindi su chi? Sui giovani e su che cosa? Sul lavoro, impresa, che manca in città, ovviamente. Ecco che tra le varie idee progettuali elaborate si è creato anche il progetto Spazio Opportunità, quello di cui vi parlerò oggi. Il progetto Spazio Opportunità si sostanzia in 3 fasi. La prima è in atto e si concluderà entro luglio di quest'anno, è la fase del catalogo degli spazi opportunità, ossia una web application che potrà essere appunto potrà esservi fatto accesso da più piattaforme, da PC, tablet, eccetera, dove venga mappato appunto tutte le situazioni di abbandono edilizio insistenti nel nostro territorio, sulla nostra provincia, e al contempo forniscano delle informazioni utili al loro recupero, quindi in qualche modo superando le barriere d'accesso di informazione che spesso sono il primo ostacolo a un effettivo recupero. Il valore di questo progetto vuole essere da una parte culturale, quindi informare la cittadinanza e renderla attiva a un dibattito che si svolgerà su questa piattaforma, su soluzioni e idee per il recupero degli spazi abbandonati, e contemporaneamente magari anche di fare una pubblicità alla città e quindi magari attrarre dall'esterno capitali di investimento. Successivamente, e questa è la prima fase, quando si concluderà a luglio, il progetto vuole attivare una seconda fase di forum, dove si vada a discutere, appunto mettendo insieme sui tavoli di lavoro tutti gli stakeholder, tutti gli attori che possono partecipare a questo recupero, da chi ha delle idee ma magari non ha i mezzi, a chi può offrire lo spazio, e fino a eventuali appunto investitori privati. Mi auguro, e parlavo con Filippo di Forlì e anche con Giulia di Istmo di Torino, altre realtà associative, che magari nella prossima giornata si riesca a fare un tavolo operativo, magari proprio partendo da queste nostre piccole realtà associative, al fine di trovare quelli che sono i problemi che abbiamo affrontato e che stiamo affrontando per affrontare questo problema dell'abbandono edilizio, magari grazie a tutte le professionalità e intellettuali che qui sono presenti, per riuscire appunto a trovare una soluzione operativa, per riuscire effettivamente a creare una effettiva rigenerazione e quindi operare questi miglioramenti del nostro territorio. Grazie.